È in arrivo a Venezia l'ineffabile ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli. Prenderà il volo e farà un sopralluogo sopra Marghera per capire se l'ipotesi di uno scalo delle navi crociera proprio al petrolchimico in quella zona lì sia una follia o meno. Lui, come dire, è nato imparato, sa tutto, sa tutto più di tutti e infatti sa anche che c'è un tunnel sotto il Brennero già attivo che sarà pronto nel 2025, per cui voglio dire non c'è molto da fidarsi di questo ministro piuttosto stravagante. Farà questo sopralluogo, il bello è che lo fa da solo, cioè prima fa il sopralluogo aereo, poi va invece a piedi a visitare queste zone, passerà anche per la marittima, ammesso che la trovi, e dirà la sua. Il bello è che viene da solo, incontra solo gli uomini della Capitaneria di Porto e non incontra né il sindaco Brugnaro né il presidente Zaia né le altre istituzioni veneziane, gli assessori. E questo è credo un po' uno sgarbo, no? Per un ministro che arriva così all'improvviso, dal nulla, senza sapere nemmeno dove sia e che cosa sia davvero il Veneto e Venezia, arriva e dice la sua. Lui dà lezioni e deciderà lui dove portare le grandi navi. Il bello è che si aspettano tutti che decida, il problema è che Toninelli in genere rinvia le decisioni e questo l'ha già fatto capire perché ha ipotizzato che le grandi navi possono arrivare in un fantomatico porto a Chioggia, non si capisce dove si possa costruire questo porto e l'altra ipotesi che invece era stata fatta anni fa era quella di San Nicolò al Lido dove invece c'era già pronto un progetto. Sta di fatto che siamo ancora in alto mare, le navi continuano ad arrivare, continueranno ad arrivare tra l'altro attraversando il canale della Giudecca, quindi con il rischio che ci possano essere altre avarie, altri incidenti e addirittura c'è Jacopo Berti che l'altra sera a Ringa ha detto ma Marghera è come Fukushima, potrebbe essere come Fukushima, dove peraltro c'è una centrale nucleare che a Marghera non esiste, ma intendeva è una zona talmente inquinata che se arriva una nave dovrebbe esserci qualche disastro, sarebbe ancora peggio e la laguna sarebbe disastrata. D'altra parte le soluzioni erano state già individuate, ce n'erano già 2 o 3 in campo, nessuno poi decide, si aspetta sempre un comitatone, adesso si scarica giustamente la colpa a Toninelli, ma finora non è che siano state prese decisioni dalle giunte comunali precedenti, dai governi precedenti, sono venuti tutti a fare le loro passerelle e a dire quattro cavolate e poi se ne sono andati e le navi continuano ad arrivare. Quindi l'importante insomma è che qualcuno in questo paese in cui ormai lo sport nazionale è rinviare alle calende greche, rinviare, lo si è fatto con il Mose, lo si sta facendo con le grandi navi, lo si sta facendo con l'autonomia, no? Slitta sempre tutto, va tutto in cavalleria e le soluzioni restano così sulla carta. Quindi l'importante è che qualcuno per un qualche miracoloso evento a un certo punto abbia una folgorazione e dica le si fa qui, le si fa arrivare qui, offshore, inshore, a Marghera, alla marittima. Decidete, prendete una decisione. Toninelli prende una decisione dopo aver dato a tutti lezioni.